La salma di Sinziana Remina Todoran è partita questo pomeriggio per il suo ultimo mesto viaggio verso la Romania, suo paese d'origine, dove domenica a Petrosciani saranno celebrati i funerali. La ragazzina di appena 14 anni è morta sabato scorso per le gravi ferite riportate nell'uscita di strada dell'auto guidata dalla zia 22enne, rimasta lievemente ferita, e su cui la giovanissima vittima viaggiava come passeggera sul sedile anteriore. L'incidente è accaduto attorno alle 19 a Torre di Mosto, in via Staffolo, tratto della provinciale 57, a poche centinaia di metri da dove risiedeva la ragazza che stava trascorrendo le vacanze estive con la mamma Dorina, badante in quel comune del Veneto orientale. Zia e nipote stavano rientrando da una giornata spensierata trascorsa al mare quando all'improvviso la prima ha perso il controllo della vettura che si è capovolta nel fossato a bordo strada. La Procura di Venezia ha disposto accertamenti irripetibili sulla dinamica del tragico incidente per stabilirne con esattezza modalità e cause e ha nominato come proprio consulente tecnico l'ingegner Maurizio De Valentini. Il conferimento dell'incarico avverrà il 13 settembre alle 9:30 negli uffici della Procura veneziana. Amavamo Sinziana più di ogni altra cosa al mondo, hanno detto ai genitori della ragazza, chiusi in un dolore straziante e senza fine.